vorrei fare una cosa, mi blocco un attimo coi premi e chiamo qua delle donne, sono tutte donne che collaborano con la nostra guida. Parto da Cristiana Sparvoli. È andata a parcheggiare. Allora, parto da Samantha Fox. No, ovviamente è una battuta. Marina Tagliaferri, forza, avanti, siamo in zona Gorizia. Chiara Giglio, siamo in zona Trieste. Tiziana Rinaldi, la mia accompagnatrice di vita, ovviamente. Senza di lei che farei. E poi c'è la Marisa Cartotto, una nuova amica che arriva da Milano, perché anche a Milano si parla dell'Alpe Adria. E la Sparvoli dov'è? Cristian, arriva. Allora, intanto che mentre aspettiamo, se poi qualcuno la vede arrivare, la prende e la porta qua. Qualcuno di voi la vede e la porta qua. Roberto, chiamala Roberta, sì, scusa, certo. A questo punto anche la mia signora Roberta Rorato. Eccola qua, bellissima. Poi loro si sono sposati ad aprile, si sono sposati qua, Fronte Faro, che meraviglia. Sì, vada. Siamo a casa vostra e quindi guarda che bel vedere. Io mi tiro in parte, vi lascio il microfono. Sì, un minuto al volo. No. Un minuto, dov'è il microfono? Eccolo qua, scusa, eccolo qua. A favore di camera, 2 cose a testa. Partiamo da padrona di casa. Intanto grazie a tutti, ma grazie anche a Maurizio che ci ha dato l'opportunità anche quest'anno di fare questo bellissimo evento. Sto conoscendo un sacco di colleghi che mi stimolano e mi danno anche l'opportunità di frequentare dei posti nuovi per darmi anche delle idee nuove. Comunque grazie a tutti. Avanti, passare il microfono. Fatemi una bella foto in mezzo a tutte queste donne. Fateci una bella foto in mezzo a tutte queste donne. Eccoci qua. Le donne nel nostro lavoro giornalistico, nel vostro lavoro di chef o di ristoratrici, vignaiole, siamo veramente tante, siamo motivate. Vogliamo lavorare con gli uomini e non in contrapposizione con gli uomini, perché siamo ovviamente convinte che portare insieme avanti i valori della nostra terra, del nostro lavoro, l'etica in quello che facciamo sia fondamentale, e sia fondamentale anche valorizzare le piccole cose che ciascuno di noi fa con amore, con interesse e con tanta passione. Grazie a Maurizio, a tutti i colleghi di questa guida che ogni anno ci danno la possibilità, come dicevi appunto tu, di allargare le nostre conoscenze, i nostri contatti per uno scambio che è di vera amicizia e di collaborazione che ci fa crescere tutti quanti. Chiara Giglio, Trieste, food blogger e collaboratrice da 2 anni della guida? Sì, da 2 anni. Ok, wonderful. È una grande opportunità per me far conoscere i prodotti del mio territorio, a volte considerati in fondo all'Italia, nel profondo nord-est. Trieste è importante, lo è stata sempre storicamente, forse poco conosciuta, ma io credo che tutti insieme, qui con le colleghe, con i colleghi uomini naturalmente, abbiamo questo privilegio di essere un po' ambasciatori del nostro territorio. E questo ci riempie d'orgoglio e ci sprona ad andare sempre avanti, soprattutto tutti insieme. Eccomi qua, Marisa Cartotto. Marisa Cartotto, Milano, ma tu parli proprio milanese? No, non ho accento. Perché sei di Biella? No, appunto, non ho l'accento di Milano. Comunque grazie a te che sono entrata in questa squadra e venire in questo posto meraviglioso che ho scoperto lo scorso anno ed eccomi qui per la seconda volta. Grazie. Grazie a te. Tiziana Rinaldi. Tiziana Rinaldi, prego venga fuori. Sono l'accompagnatrice. Tiziana L'ho
accompagno è la mia compagna di vita, tutto, di vita. in tutto, esatto. E anche di lavoro. Ecco. Palloncino. A casa cucina lui, perché tutti me lo chiedono, come fai adesso con lui a casa, che pretende chissà quali piatti, dico arrangiati. Tipo Marilyn. Esatto, dico arrangiati, a casa cucina lui, è molto difficile essere la sua accompagnatrice, perché è un uomo molto vivace. E andiamo avanti, benvenuti a tutti. Grazie. Allora la Sparvoli, che non la vedo, che è andata a prendere, la vediamo dopo. Allora prego, accomodatevi, noi andiamo avanti, grazie.